Buongiorno, sono Orazio Meli e ricopro l'incarico di Presidente della Commissione di Albo di Fisioterapista dell'Ordine di Catania. Le commissioni di Albo di Fisioterapista della Sicilia, insieme alla sezione territoriale Sicilia di AIFI, Società Scientifica di Fisioterapia, nell'intento di favorire la massima sensibilizzazione riguardo alle implicazioni della malattia da Covid-19, hanno voluto celebrare questa giornata dando la parola ai diretti interessati, pazienti e fisioterapisti che li hanno presi in cura. Le esperienze di malattie di 3 pazienti sono state quindi raccolte in un articolo testimonianza che verrà reso pubblico. La celebrazione di quest'anno assume inoltre un significato particolare per i fisioterapisti italiani. Si sta infatti concretizzando proprio in queste settimane il percorso che ci porterà ad uscire dall'ordine professionale, ordine che attualmente accomuna 18 professioni sanitarie, oltre quella di fisioterapista, per costruire l'ordine autonomo di fisioterapista. È un passaggio già previsto dalla specifica normativa che ha riordinato gli ordini di tutte le professioni sanitarie e che produrrà un beneficio in 2 direzioni: potenziando l'azione di tutela nei confronti dei cittadini, che rimane uno degli obiettivi principali dell'ordine professionale, quale ente sussidiario dello Stato, e inoltre favorendo una più rapida crescita culturale dei fisioterapisti per orientarli sempre di più verso la cosiddetta buona fisioterapia e assicurare sempre più l'appropriatezza degli interventi riabilitativi.